Grazie Laura Ferrari. Dunque da Santa Lucia di Piave, 1358esima edizione della Fiera dell'Agricoltura, siamo qui, siamo in centro a Treviso, il Salotto Buono, dove inizierà tra poco un interessantissimo convegno organizzato dal Consorzio Prosecco DOC di Treviso sull'innovazione nelle DOC. Andiamo a sentire cosa avranno da dirci i protagonisti. In compagnia di Stefano Zanetta, presidente del consorzio DOC del Prosecco. Allora, un convegno importante questo, la DOC, l'innovazione, missione possibile. Volutamente non c'è il punto di domanda, quindi vuol dire che è una missione possibile, presidente. Ma noi abbiamo la determinazione che bisogna fare delle scelte magari anche impopolari, che possono essere viste che vanno contro la tradizione, ma per dare futuro alla nostra denominazione, per dare valore. Questo è, diciamo, in sintesi quello che è stato detto oggi da parte dei relatori, che danno conferma alla nostra strategia. Allora, tanti spunti interessanti, ma il consorzio del Prosecco DOC ha già iniziato quest'opera di innovazione, oserei dire nel solco della tradizione, perché è importante sapere da dove si parte. Noi sappiamo da dove si parte, vogliamo anche avere degli obiettivi dove arrivare, abbiamo diciamo, le idee abbastanza chiare in questo. Uno di questi obiettivi è sicuramente la creazione di questa nuova tipologia rosé. Ci stiamo lavorando per farla al meglio, per dare valore alla denominazione, perché importante in questo momento qui è creare una segmentazione all'interno del sistema Prosecco e questo è uno dei passaggi per poterlo fare. Dagli interventi degli esperti si è capito che non si può prescindere dal territorio e soprattutto dagli uomini. Ma il territorio è la cosa fondamentale. L'uomo è quello che alla fine prende il territorio e lo fa diventare in un certo modo l'espressione di un prodotto, e la denominazione è questo. All'interno si racchiude storia, cultura, che comunque sono opere dell'uomo, paesaggio che può essere rovinato oppure abbellito dall'uomo, quindi la storia, la cultura, il prodotto, alla fine il territorio c'è, ma la persona è al centro delle cose. Allora, grazie al presidente del consorzio Prosecco DOC Stefano Zanetta. Tra l'altro, parlando di siepi, noi siamo stati con il presidente pochi mesi fa in occasione della vendemmia, quindi se volete rivedere vi invitiamo ad andare sul nostro canale YouTube, dove potrete vedere quelle immagini. Allora andiamo a sentire le voci dei protagonisti di questo convegno sull'innovazione delle DOC. Grazie presidente Zanetta.